Voi lo conoscerete certamente, il caffè Calzona. Calzona con la A? Quello che sta in galleria, no? Il proprietario, Don Ciccio Calzona, amico mio. Che gran caffè. In fatto di caffè, al giorno d'oggi, non c'è di meglio lo caffè Calzona. Questa è la mia modesta opinione, sempre secondo il mio modevole. Io là ci passo le giornate intere, sbrigo affari, combino appuntamenti, ripeto a tutti, amici e conoscenti, l'Indo Calzona l'ha trovata a me. E gli incontri più importanti faccio là, e la piccinella mia che mi vuol bene lo dice sempre in conversazione. Oh, quando lo vedo da fuori, oh Calzona, parola mia, farei non so che. Ed è vero, preferisce vedermi solo e sempre là, l'Indo Calzona. A sera verso il 9 e 9 e mezzo, sia solo sia che la stessa piccerella, scendo, ma metti in una carrozzella e puntualmente me ne vado là. Dite, perché non cambi per una sera? Cambio. E a che scopo se non c'è ragione? Tanto, come sono fatti il tuo Calzona, qual è lo scopo di andarla a cambiare? Cambiare la mia vecchia per la nuova, perché sento la musica, leggono giornale e forse sarò stato fortunato, ma nel Calzona io non mi sono ammosciata che molto raramente, la verità. E la ragione è facile immaginarla, in do Calzone c'è sto bene Dio. Poi che servizio che c'è in quel locale e che bontà di consumazione. Quando voi consumate in do Calzone, credete, vi sentite consolati. Qualche volta ci mangio addirittura, certo, non sempre, quando mi riesce, perché son certo di trovarci il pesce fresco e la carne di prima qualità. L'ho definito Calzone abbottonato, andateci voi pure e poi vedremo se non strillate pie. Hai ragione, o pezzi di carne che sta in tuo Calzone a un'altra parte non si può trovare. Andateci voi pure e poi mi darete una voce.